Buongiorno, eccoci qui con il nostro focus, lo sapete, il nostro approfondimento quotidiano della redazione, e oggi ci occupiamo di finanziaria regionale perché in quest'ultima finanziaria approvata il 28 dicembre, scongiurando l'esercizio provvisorio e dunque un aspetto che si può definire positivo, in realtà ci sono molte dimenticanze che ce le fanno segnalare, ce le segnalano sia Coldiretti per quanto riguarda l'agricoltura, ma anche per quello che riguarda l'emergenza abitativa in Sicilia, e questa volta è il Sunia che appunto lancia l'allarme soprattutto per le 30.000 famiglie che appunto sono senza casa in Sicilia. Al contrario invece sembra un altro versante, ma è lo stesso, perché il governo regionale ha annunciato, lo stesso presidente appunto qualche giorno fa, il reddito di povertà, comunque un bonus una tantum che appunto va ad aiutare, in aiuto delle famiglie che sono in difficoltà economica. Cercheremo di capire questo e molto altro. Ora vi presento i nostri ospiti. Intanto vi ricordo che potete interagire con noi al 342 74 55 005. Ringrazio per essere con noi oggi Agata Palazzolo del Sunia, che è il sindacato unitario affittuari e anche inquilini. Grazie appunto dalla segretaria provinciale di Catania, quindi anche ci guiderà in questo percorso che è doloroso. Non è la prima volta che ce ne occupiamo e sappiamo quanto sia difficile appunto la situazione, soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione delle case popolari, ma anche gli sfratti, insomma, per molte famiglie siciliane. Grazie a voi per l'invito. Grazie. E poi do il benvenuto a Francesco Ferreri, che è il presidente di Coldiretti Sicilia. Buon pomeriggio anche a lei, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi. La interpelliamo perché qualche giorno fa, attraverso un comunicato stampa, voi appunto sottolineavate questo aspetto, no? Cioè questa finanziaria che dimentica l'agricoltura. Sappiamo agricoltura che nei mesi scorsi è stata fortemente appunto colpita dalla siccità in Sicilia, ma con tutto quello che anche ne consegue. Insomma, cercheremo di capirne di più. Do il benvenuto anche a Davide Grasso, che ci guiderà anche lui nel capire cos'è questo sostegno alla povertà annunciato appunto direttamente dal presidente Schifani, anche perché sono tantissime le famiglie in Sicilia che hanno bisogno veramente di un sostegno, e soprattutto vedremo chi potrà accedere a questo sostegno, che lo ricordiamo è una tantum, quindi un sostegno economico che insomma non sarà per sempre, ma legato, diciamo, alle esigenze. Partirei subito da Agata Palazzolo, partirei da quello che a Catania sembra proprio l'emblema, no, di quello che è l'aspetto, diciamo, il disagio abitativo, dicevo all'inizio, cioè la vicenda, ormai nozze d'argento, 25 anni delle torri che ci sono a Librino, realizzate 25 anni fa, ma mai ultimate per varie vicende che si sono susseguite negli anni, lunghissimi anni. Ricordiamo 14 piani, 144 appartamenti. Dovremmo avere anche le immagini, invito la regia a mandarle anche per far capire di cosa stiamo parlando e qual è la situazione. Stiamo parlando di un vero e proprio spreco, uno schiaffo a chi da anni aspetta l'alloggio, da chi da anni è inserito utilmente in graduatoria e spera di avere l'alloggio in più breve tempo possibile, cioè di almeno per queste due palazzine di 144 famiglie, poi andrebbero alle prime utilmente inserite in graduatoria. Parliamo di famiglie che hanno problemi economici, molti provengono da sfratti, che abitano spesso in coabitazione forzate, è un fenomeno catanese, appunto, quello delle 2, 3, anche 4 famiglie nello stesso alloggio, molto spesso proprio un alloggio di edilizia popolare. Ma c'è ancora gente che
abita in alloggi malsani, sovraffollati, antigenici, e purtroppo vedere le due palazzine sempre lì, sempre con i lavori mai iniziati, a noi ci fa molto male. Voi da sempre organizzate ogni tanto anche, Sì, che abbiamo seguito con i nostri telegiornali, insomma, organizzate manifestazioni proprio lì perché rappresentano veramente anche simbolicamente, ma non simbolicamente, concretamente quello che è. Però ci sono delle responsabilità, voi denunciate o comunque sollecitate sempre le istituzioni, perché questi rimpalli fra Istituto Autonomo Case Popolari e Comune va avanti da anni, no? sì, purtroppo c'è stato inizialmente un problema legale fra la prima e la seconda ditta che si erano aggiudicati, diciamo, la gara d'appalto a suo tempo, giustamente oltre 25 anni fa. Quando la controversia legale si è chiusa, purtroppo il finanziamento previsto non era più sufficiente per realizzare i due alloggi, le due torri. Ma nel 2017 il Comune e l'ACP ha dato per certo che la riqualificazione sarebbe avvenuta da lì a poco tempo, perché si era trovato attraverso il finanziamento legato al PON 2014 e 2017 12 milioni di euro che avrebbero potuto far riqualificare le due palazzine di proprietà dell'ACP. Quindi, per poter utilizzare i fondi del PON, l'ACP e il Comune hanno sottoscritto un contratto di comodato d'uso gratuito e sembrava che l'iter si fosse sbloccato. Dopo alcuni anni abbiamo scoperto che, visto che i lavori non iniziavano mai, si parlava che dovevano progettare la riqualificazione, abbiamo scoperto che i fondi non sarebbero stati più quelli del PON, ma i fondi del patto per Catania. Sempre 12 milioni di euro si parlava. Passano altri mesi, altri anni e abbiamo saputo che anche negli ultimi anni l'inflazione, poi c'è stato il Covid di mezzo, che con quella somma si sarebbe potuto riqualificare solo una palazzina, e sembrava che all'inizio del 2023 la cosa partisse. Così c'era stato. Ma in realtà appunto è una cronaca di lavori che non sono mai partiti. All'inizio del 2024 invece ci è stato detto che il finanziamento si era ridotto a 6 milioni di euro e che con questa somma non si sarebbe più potuto riqualificare neanche una sola palazzina. Dopodiché l'anno che è appena trascorso è stata una trattativa fra il Comune e l'ACP per far sì che anche l'ACP possa partecipare. Quindi gli alloggi sono sempre di proprietà dell'ACP, certo, e si possa riqualificare almeno una delle due palazzine. Ma speriamo bene, speriamo bene, insomma, adesso siamo fiduciosi anche perché siamo inizio d'anno, quindi noi questa puntata la facciamo anche perché ad inizio d'anno si programma e si auspica che insomma qualcosa cambi, no, nel nuovo anno, ma vedremo ancora. Intanto siamo qui a documentare il fatto che queste due torri restano assolutamente in quella situazione, cioè c'è lo scheletro, non c'è nulla, anzi il tempo penso le avrà deteriorate, quindi ci saranno poi bisogno di ulteriori fondi per poter ripristinare insomma la struttura che insomma nel tempo ovviamente ha anche subito variazioni. Io passerei anche a sentire Francesco Ferreri, perché appunto, come dicevo prima, questa finanziaria non dimentica solo quindi l'emergenza abitativa, ma anche l'agricoltura. Agricoltura che sicuramente vive una delle stagioni più difficili e più problematiche degli ultimi anni. È così, e perché voi dite che la finanziaria dimentica? Allora, intanto è giusto puntualizzare quello che noi abbiamo comunicato. Abbiamo fatto un'analisi della finanziaria del 2025 e sicuramente direttamente non ci sono tanti interventi legati all'agricoltura, ma sicuramente ci sono degli interventi importanti legati a quelle che sono l'approvvigionamento di acqua, che è diventata la prima necessità che abbiamo per produrre cibo sulla nostra isola. Va anche detto che nel 2024, quindi con la precedenza finanziaria, con tutti i vari modifiche sul bilancio, all'agricoltura sono arrivate delle risorse fondamentali, date ovviamente in un momento di emergenza, che sono servite e sono state fondamentali per evitare di perdere in alcuni casi il patrimonio zootecnico o alcune situazioni che ovviamente non si riuscivano più a controllare. Quello che è importante comprendere è che sostanzialmente la nostra isola
negli ultimi 2 anni sta perdendo potenziale produttivo. Vuol dire cosa? Che produciamo meno prodotto, probabilmente riusciamo ancora a tenere una grande qualità di produzioni, ma abbassando la quantità di produzione rischiamo e ovviamente andiamo a intaccare quello che è il costo di produzione, automaticamente quello che si ribalta sul cittadino che va a fare degli acquisti. Questo sicuramente è legato a un grande problema di infrastrutture, quindi tutto quello che è stato postato sul bilancio regionale del 2025 rispetto a risorse idriche da poter utilizzare, parliamo di dissalatori, parliamo di interventi fatti per sistemare alcune condutture, diventano strategici e diventano fondamentali, ma è importante che gli interventi vengano fatti immediatamente. Infatti è proprio questo le volevo chiedere. Noi abbiamo anche immagini che abbiamo registrato solo qualche mese fa, non anni fa, e prego la regia di mandarle, che appunto testimoniano come anche la carenza idrica sia stata devastante per i campi, per molti comparti anche agricoli. Stiamo vedendo qui gli agrumi, i limoni, le arance che sono rimaste piccole, ma non soltanto quelle, ci sono tanti settori, anzi lei ora magari mi dirà quali sono stati maggiormente colpiti. Ma le chiedo, questa rapidità che voi chiedete sempre, io mi ricordo anche quest'estate i coltivatori, per esempio, c'è stato appunto la possibilità di ricevere anche il fieno, per esempio per gli allevatori, ci dicevano che le procedure a volte o erano sconosciute o erano addirittura poco celeri. Quanto è importante invece intervenire per poter essere anche incisivi, no? Per un cambio anche nella produzione, che lei dice deficita sicuramente. Il tempo in agricoltura è fondamentale, siamo abituati a vivere con la vita delle piante, quindi non perdere del tempo vuol dire molte volte perdere produzioni. Devo dire che il coraggio del presidente Schifani e della giunta regionale è stata quella appunto di portare avanti il famoso voucher per quanto riguarda l'assegnazione di fieno, che è una operazione sicuramente coraggiosa, ma soprattutto è un'operazione al limite. Nel limite intendo che non è un'operazione che normalmente si va a fare, ma è stata immediata. Noi nell'arco di 15-20 giorni siamo riusciti a dare del foraggio agli animali che non l'avevano e il foraggio non c'era, quindi è stato recuperato in altre regioni d'Italia per portarlo in Sicilia per dare sostentamento agli animali, ma vuol dire anche perdere un patrimonio zootecnico conquistato in anni e anni di lavoro. Poi le dico, non c'è un comparto che oggi ha minori o maggiori problemi, tutti i comparti sono in una situazione molto complessa che deriva dal fatto che comunque avendo scarse piogge, avendo una difficoltà sicuramente di distribuzione e di attingimento dell'acqua, questo ovviamente crea una perdita di produzione. Dal punto di vista qualitativo, secondo me non dobbiamo fare neanche troppo terrorismo, perché le produzioni di qualità, grazie a Dio, continuiamo ad averle, sia nel comparto agrumicolo che nel comparto vitivinicolo che nel comparto olivicolo. Certo, perdere il 30, il 40% di produzione va a incidere notevolmente non solo sulle tasche degli agricoltori, ma ovviamente ribalta un costo maggiore di produzione che dobbiamo andare a compensare in qualche maniera. Quindi è molto importante riuscire ad avere delle infrastrutture che siano adeguate a un comparto che ricordo che non è solo il comparto agricolo. Il comparto agricolo comprende ovviamente tutta quella che è la parte della ristorazione, la parte del turismo, la parte dell'immagine della nostra isola che oggi ci permette di esportare i nostri prodotti in tantissimi paesi del mondo e che di ricambio abbiamo gente che vuole venire anche a vedere dove vengono fatti. Certo. Quindi il discorso infrastrutturale secondo me è alla base non solo di quella che è la vita dell'agricoltura di oggi, ma programmare perché le future generazioni possano continuare a fare un'agricoltura di qualità e soprattutto di grande riconoscibilità.
Assolutamente, insomma è quello per cui si sta lavorando. Penso che anche voi come Coldiretti siete impegnati per promuovere, diciamo, questo tipo di agricoltura. Vorrei parlare aggiungo. Certo, appunto. Vorrei parlare invece con Davide Grasso, perché stiamo parlando di quello, insomma, che dimentica la finanziaria, ma c'è anche un provvedimento proprio del governo regionale che parla di questo reddito di povertà. Ecco, questo reddito di povertà intanto a chi è destinato, diretto, e soprattutto anche quanto potrà essere incisivo per poter fronteggiare proprio le difficoltà economiche di molte famiglie siciliane. Sì, salve intanto, salve a tutti. Incisivo poco in realtà, sembra quasi un po' una raccolta punti, insomma, questo reddito di povertà, in quanto vengono dati intanto soltanto massimo 5.000 euro al nucleo familiare, quindi una tantum soltanto una volta, quindi sarebbero poco meno di 400 euro al mese. Sicuramente, ecco, non si possono risolvere i problemi con 400 euro al mese, non è quello che si aspettano i siciliani, ma quello che vogliono è un lavoro, cercare insomma di poter avere un lavoro che gli possa permettere veramente di poter campare dignitosamente. Poi chi può accedere? Possono accedere tutti quelli che hanno un ISEE sotto i 5.000 euro. Poi sembra un po' una raccolta punti, no? Nel senso che chi raggiunge più di 30 punti, come si raggiungono i 30 punti? In base al reddito che si ha, in base all'ISEE, al valore appunto dell'ISEE, in base ai componenti del nucleo familiare, quindi viene assegnato un punto per ogni componente del nucleo familiare fino a un massimo di 9 punti. Se ci hanno dei minorenni nel nucleo familiare vengono assegnati 2 punti per ogni minorenne, e poi 5 punti per chi ha un contratto d'affitto. Una raccolta punti, come diceva lei, è proprio una raccolta punti. Sì. Ti sembra una raccolta punti, quindi la gente andrà in confusione. Poi 8 punti per esempio a chi vive in condizioni di disagio sociale, come per esempio essere una ragazza madre oppure una donna vittima di violenza. A questo proposito le chiedo, la interrompo solo un momento, perché è arrivato un messaggio da un nostro telespettatore che ci chiede: il reddito di povertà è solo per le famiglie o anche per i singoli con i requisiti soli nel nucleo familiare, e quindi può usufruirne? Anche per i singoli, però devono raggiungere il punteggio. Perché verrà stilata una graduatoria, in base al posto in cui si è in graduatoria verrà dato il contributo o meno. Io ho stimato che, essendo 30 milioni il contributo previsto per tutte le domande, vedendo che mediamente sarà dato un contributo di 3.000 euro a famiglia, saranno soltanto, a mio avviso, 10.000 le famiglie che ne avranno diritto. Mentre se andiamo a vedere per esempio i dati del reddito di cittadinanza prima con l'assegno di inclusione adesso, vediamo che ci sono 100.000 persone in meno che percepiscono un sussidio rispetto a un anno e mezzo fa, quando c'era il reddito di cittadinanza. Insomma, questa manovra, questo passaggio dal reddito di cittadinanza ad assegno di inclusione ha escluso 100.000 siciliani, ha escluso oltre 60.000 famiglie. Sì, ma chiedo a lei invece, in base a questa differenza, a questa esclusione, come si è modificato poi la richiesta proprio nei CAF di aiuto, insomma, cioè le persone magari vengono di più per qualcosa chiedono un sostegno rispetto al passato? Sì, vengono in continuazione per chiedere dei sussidi che in realtà poi per alcuni non ci sono. Comunque c'è soltanto il supporto per la formazione e il lavoro per chi per esempio è in età lavorativa e quindi non rientra nell'assegno di inclusione, ma anche lì non dico che è abbastanza complicato ottenerlo, però a volte la strada diventa anche tortuosa, perché si devono frequentare per esempio dei corsi che spesso stentano a partire, quindi finché non frequenti i corsi non ti possono pagare l'importo di 350 euro al mese per quanto riguarda il supporto per la formazione e il lavoro, che adesso con la nuova finanziaria dovrebbe aumentare di oltre 150 euro, quindi arriverà a 500 euro. Poi la gente chiede anche dei sussidi, per esempio per pagare l'affitto, non riesce a pagarlo, mentre magari prima con il reddito di cittadinanza ci riusciva, e quindi si devono rivolgere per esempio agli assistenti sociali e chiedere un contributo a loro, devono fare un percorso con loro per richiedere un contributo. Quindi in realtà quello che la gente vuole è
un lavoro, e quindi quello che in realtà dovrebbe fare, insomma, il governo è incentivare quindi le aziende, secondo me, a mio avviso, a venire al sud ad investire, ecco. Assolutamente. E noi ci fermiamo, brevissima pausa, poi ritorniamo in studio e continueremo a parlare di questo. Eccoci, sentivamo il sostegno all'affitto, questo piano che manca. Voi avevate anche come Sunia sollecitato proprio in discussione della finanziaria, avevate proposto un emendamento proprio per cercare di prevedere un piano. Sì, avevamo chiesto la costituzione di un fondo a sostegno delle famiglie in affitto col contratto di locazione regolarmente registrato, ovviamente nel caso in cui l'incidenza del canone rispetto al reddito abbia una percentuale particolare. Certo. Anche perché questo fondo è previsto da una legge nazionale che purtroppo negli ultimi 3 anni, cioè il 2023, 2025 e 2023, 24 e 25, il governo nazionale non ha finanziato, quindi avevamo sperato che la regione siciliana lo potesse bandire con un proprio finanziamento, ma ciò non è avvenuto. È anche vero che la regione siciliana solo lo scorso anno ha pubblicato l'ultimo bando previsto dall'ultimo finanziamento nazionale, quello relativo al 2022, e gli ultimi finanziamenti sono stati erogati proprio novembre dello scorso anno, e noi prevediamo che la mancanza di questo fondo finirà per aumentare il numero delle famiglie che quest'anno e nel 2025 si troverà nell'impossibilità di pagare l'affitto, e quindi con lo sfratto per morosità, ovviamente a nostro avviso incolpevole, perché se non riesci a pagare l'affitto non è colpa tua, se non puoi anche andare questa avanti. È una spada, insomma, che pende sulla testa di tante famiglie. C'è un problema ovviamente nelle grandi città, tra cui Catania, del caro affitti, è un problema molto serio. Molti anche stabili che non vengono affittati. Non ne vengono affittati tantissimo, oppure infatti l'ultimo dato Istat parla solo a Catania capoluogo, di 51.000 alloggi sfitti o come seconde case, ma solo Catania senza la provincia, un numero rilevante. Anzi, ma non è solo questo, poi c'è un'ultima tendenza che non è solo nazionale ma anche a Catania si è sviluppato l'affitto breve, cioè la locazione con breve termine per diciamo turisti. Ecco. Questo toglie tanti alloggi che prima erano messi a disposizione per gli affitti più lunghi, quindi spopolamento dei centri, riduzione dei residenti, tutti questi problemi, e di conseguenza da una parte poi è anche aumentata la richiesta di alloggi, sono cambiate anche le famiglie. Il messaggio di prima diceva io non sono una famiglia, sono una persona, un singolo, cioè sono aumentate le famiglie monoparentali, e quindi c'è una richiesta maggiore, ma dall'altra parte c'è un'offerta minore e c'è una fame di casa a Catania molto particolare. Francesco Ferreri, le chiedo magari di essere abbastanza veloce perché purtroppo il nostro tempo è finito. Si faceva cenno, prima lo diceva Davide Grasso, molti cercano lavoro. Quanto l'agricoltura può rappresentare, dovrebbe rappresentare un'opportunità soprattutto per i giovani di lavoro? Guardi, sicuramente è una grande opportunità l'agricoltura in generale, ma dico di più, non solo è una grande opportunità, ma fa parte della nostra tradizione. Non dobbiamo dimenticare che la dieta mediterranea, di cui tutta la nostra agricoltura fa piena parte, è l'agricoltura che ha permesso di avere la popolazione più longeva del mondo. Motivo per cui portare avanti tradizioni nella coltivazione, tradizioni nelle produzioni di grande qualità, sicuramente non solo ci permette di rappresentare quello che è il nostro glorioso e importante passato, ma soprattutto traghettare le nuove generazioni in quella che è una parte importantissima del nostro modo di essere, del nostro modo di vivere. Io vedo sempre grandi opportunità nell'agricoltura. Certo, oggi fare agricoltura è diverso rispetto a prima, oggi l'agricoltura è altamente specializzata, oggi l'agricoltura è altamente ingegnerizzata per quanto riguarda la distribuzione di acqua o l'utilizzo di fitofarmaci, perché è sempre più legata a un discorso che sia il più dal punto di vista salutistico
turistico migliore in assoluto. Questo è il lavoro che gli agricoltori oggi fanno e immagino che comunque lo continueranno a fare, anche perché avere un'isola unica come la Sicilia, al centro del Mediterraneo, baciata dal sole, con una buona quantità di vento, se riusciamo ad avere anche quel minimo di acqua che ci serve per andare avanti, sicuramente potremo fare grandissime cose. Ecco, allora noi vi auguriamo anche di avere non minimo ma abbastanza acqua, e quindi anche un po' rivedere tutto il piano idrico regionale che ha presentato molte carenze. È sempre meglio utilizzarla meglio l'acqua. Certo, ecco, perfetto, ottimizzazione. Quindi è un discorso di utilizzare meglio l'acqua. Ottimizzare anche quello che si ha, questo anche appunto dovrebbe anche interessare tutto un discorso strutturale. Io purtroppo mi devo fermare qui, vorrei continuare a parlare perché sono tanti gli spunti che potrebbero, comunque insomma ci torneremo su questi argomenti. Intanto ringrazio i miei ospiti, ringrazio anche chi ci ha seguito, alla prossima.